attacca adesso la Roma che supera il cerchio di centrocampo con Seferi. Si allarga Succi sull'out di destra, l'appoggio è per lui. Succi alza la testa, la mette in mezzo e palla deviazione di Maramao, ma nella porta sbagliata. Il vantaggio per la Roma, calcio a 8. Prova la reazione adesso il Blisseur, Aquino, l'appoggio per Maramao che prova a riscattare l'errore, pallone vicino al palo. Occhio a Seferi che da lì può essere pericoloso e infatti parte il numero 9. Attenzione a Seferi che punta l'avversario. Ancora Seferi, può pensare al cross, pallone messo in mezzo. Guadagno, deve solo toccarla ed è il 2-0 per la Roma calcio a 8. Un gioco da ragazzi per Simone Guadagno. Blisseur in avanti, lancio in profondità per Gavioli che spara sul portiere, poi ancora Gavioli. Accorcia le distanze il Blisseur. Adesso è 2-1 in due tempi Gavioli. Prova a ripartire adesso la Roma, pallone in avanti, qui occhio al brutto errore della difesa. Seferi può partire, prova anche a saltare il portiere, non è finita ancora Seferi, pallone sul mancino, va Seferi, la risposta della difesa. Maramao porta avanti il pallone, supera adesso il cerchio di centrocampo, ancora Maramao si allarga sulla destra, pensa a una soluzione offensiva, poi alza la testa, pallone per Gavioli che si coordina, non c'entra la porta. Va a caccia del pareggio il Blisseur con Aquino, pallone respinto però dalla difesa della Roma. Ancora Aquino in palleggio, si libera della marcatura, poi alza la testa, va a questo momento col tiro, il pareggio di Aquino, eccolo il gol del numero 6, è 2-2 adesso allo Sport City, gran gol di Danilo Aquino. Pallone recuperato dalla Roma, occhio a Giannini che può prendere la mira e va col destro, grande serenità per Riccardo Giannini che riporta in vantaggio la Roma calcio a 8, bel gol del numero 5. Disimpegno del Blisseur, occhio qui però all'altro errore della difesa, può partire Succi, è tutto solo, Succi il tocco sul portiere, sbaglia tutto. Attacca la Roma con Cioccari che cerca spazio in mezzo, poi sceglie la soluzione personale, ancora Cioccari, entra in aria col diagonale e forse la chiude la Roma con Alessio Cioccari, il gol del 4-2. Manca pochissimo al termine, attenzione al calcio di punizione, il destro, pallone che piega il palo. E su questa conclusione termina il match, triplice fischio, finisce 4-2 qui allo Sport City in favore della Roma. Noi sapevamo che la Roma era una grande squadra. Chiaramente stavamo un po' in debito di giocatore oggi, quindi avevamo una panchina un po' corta, ci siamo impegnati al massimo, penso che la partita è stata giocata bene da entrambe le squadre, loro ne avevano un po' di più, un po' per i cambi, un po' per il gioco, in avanti sono stati propositivi, poi lo sai il calcio molto fa le occasioni, loro sono stati molto bravi a sfruttare le loro. Noi abbiamo cercato con i tiri da distanza di accorciare e poi siamo giunti al pareggio, ma poi nel secondo tempo non abbiamo tenuto il ritmo e siamo andati sotto. Merito alla squadra avversaria, dobbiamo lavorare, però penso che anche noi abbiamo espresso un buon calcio.